Marostica è famosa nel mondo per la città a scacchi con personaggi viventi, ma un museo di livello internazionale degli scacchi è l'unico in Italia e uno dei pochissimi in Europa, quindi è una rarità. Ci sono pezzi che arrivano da ogni parte del mondo, da tutti i continenti, dal Settecento ai giorni nostri. Nasce il Museo Internazionale degli Scacchi Giovanni Longo, città di Marostica, sabato 16 maggio l'inaugurazione, un progetto dal valore complessivo di 668.000 euro, finanziato per circa un terzo dal comune di Marostica e per la restante parte con fondi PNRR. Io ho voluto fare questo museo per un motivo molto semplice, perché quando viene a mancare un collezionista, della sua collezione non si sa cosa farne. Però è un patrimonio culturale che si disperde e pertanto io ho voluto invece fermarmi. Uno doveva fermarsi e realizzare un museo, perché altrimenti tutte queste cose non vengono portate non solo a chi gioca a scacchi, ma anche a chi non è capace di giocare a scacchi. Ci sono voluti 5 anni, non un giorno, e sono convinto certo che questo possa avvicinare anche tanti giovani al gioco. Le stanze del Castello Inferiore ospiteranno una preziosa collezione di set, opere e testimonianze dedicate al mondo degli scacchi. Il museo è organizzato in 4 sale, una sala Europa, la più capiente, una sala dell'America, una sala dell'Africa e una sala dell'Asia. E in tutte queste 4 sale ci sono set di scacchi, orologi, quadri di periodi diversi. Un luogo magico per appassionati e non solo, pensato per custodire la storia degli scacchi e trasmetterne il fascino alle nuove generazioni. Avere anche il Museo Internazionale degli Scacchi qui a Marostica credo che darà un grande valore aggiunto sia alla città ma anche agli stessi scacchi. Sta diventando gli scacchi uno sport estremamente popolare, sappiamo che circa 3.600.000 persone ogni settimana giocano a scacchi e dunque è un fenomeno sociale, speriamo che questo fenomeno sociale ritorni anche su Marostica.